Da questo lunedì riaprono sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale da ballo, discoteche e locali di divertimento e relax, sia all'aperto che al chiuso. Saranno consentiti congressi e fiere, centri benessere, termali, centri culturali e sociali, comprensori sciistici, servizi di ristorazione, attività dei servizi alla persona, stabilimenti balneari e spiagge di libero accesso. Tutto ciò è stato possibile grazie all'ordinanza firmata dal presidente della regione Nello Musumeci, che così ha avviato senza esitazione la fase 3, incoraggiato dal calo dei contagi. Si sta ritornando verso la normalità, specie nella sanità, che ha riavviato da oggi le visite specialistiche precedentemente fermate per il Covid. Si rimettono in moto le attività di commercio e anche al dettaglio, quelle ricettive, mercati e mercatini, si riaprono al pubblico gli uffici, le piscine, le palestre, i musei, gli archivi e le biblioteche, i campeggi, i rifugi di montagna. Si potrà fare attività fisica all'aperto, noleggiare veicoli, torneranno a lavorare gli informatori scientifici del farmaco, torneranno disponibili le aree giochi per bambini, i circoli culturali e ricreativi. Si potrà fare formazione professionale, si ritornerà al cinema e si potrà assistere anche a spettacoli dal vivo. Infine ritorneranno le sagre e le fiere locali e potranno operare regolarmente le guide turistiche. Riguardo ai servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, la Regione ha voluto precisare che l'attività sarà consentita a decorrere dal 22 giugno, previo decreto attuativo dell'assessore regionale delle politiche sociali, d'intesa con quella della salute, da emanarsi entro domenica 21. A partire dal 20 invece si potrà riprendere con gli sport di contatto, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio previste nell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dell'11 giugno e previo decreto attuativo dell'assessore regionale dello sport, d'intesa con quello della salute, da emanarsi entro il prossimo giovedì.